strada a Combay, Giambattista Battistello muore in moto contro un'auto mentre con amici bikers stava andando a portare una rosa a Barcis in memoria di Giulia Cecchettin. È precipitato per fotografare il tramonto, tragico destino per l'alpinista fotografo Loris De Barba, morto sulle torri di Camp, aveva vinto il Palmo d'Oro nel 2022. Cade, viene sbalzato a decine di metri, brutto incidente oggi a San Lorenzo a Vittorio Veneto per il consigliere comunale di Orsago Max Ferraccin, ricoverato in ospedale. Annullata in extremis ieri sera la marcia pacifica per chiedere verità per Alex Marangon, genitori travolti dall'odio social, si sarebbe tenuta in concomitanza con il palio di Vidor. La polizia locale di Treviso avrebbe identificato i 3 che hanno colpito nel negozio Petrine di Vicolo Rialto, Aspom Commercio, vicino alla vittima. Il tema, dicono, è sentito. Treviso leader nella raccolta dei rifiuti, ma i dati sono in calo, la crisi fa emergere consumi inferiori e dunque minori conferimenti. Attenzione ai turisti. La premiazione sul tappeto rosso, le lacrime di gioia, intervista esclusiva al vincitore indiscusso di questa edizione del Festival del Cinema di Venezia. Buonasera, ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano la cronaca con l'ennesima tragedia della strada a Miane, nella frazione di Combay. Un motociclista di 77 anni ha perso la vita questa mattina, stava andando a portare una rosa bianca a Barcis, dove è stato trovato il corpo della povera Giulia Cecchettin. Eravamo partiti stamattina tranquilli per portare una rosa al Cecchettin su a Barcis, dove è stata trovata. Abbiamo ancora la rosa dietro. Purtroppo io ho sentito il botto e basta, insomma. La rosa bianca appoggiata sul corpo che giace esanime a terra è il corpo dell'ultima vittima della strada, Giambattista Battistello, centauro di 77 anni, noto fiorista di Zugliano nel Vicentino. Quella rosa l'aveva presa questa mattina proprio dal suo negozio. Stava andando a Barcis per portarla insieme ad un gruppo di bikers nel luogo dove è stato trovato il corpo della povera Giulia Cecchettin, per onorarle la memoria. La partenza alle 7, il ritrovo al solito bar di Tiene. Giambattista era la mascotte, il più anziano del gruppo. La decisione ieri sera di cambiare meta, visto il maltempo, a raccontarlo è l'amico Flavio. Dovevo fare Gavia Stelvio, visto il tempo brutto ho scelto questa strada e purtroppo è stata fatale. Lo schianto contro una Nissan Qashqai verso le 8:30 lungo la strada provinciale che collega Follina a Valdobbiadene all'altezza di Combay. Battistello stringe troppo in curva e finisce contro un'auto che sta andando in direzione opposta. Fatale l'impatto. L'uomo muore sul colpo davanti agli occhi dei compagni che erano con lui. Praticamente io ero dietro, ho visto che ha tagliato la curva, cioè subito dopo la prima curva, la curva A, che è proprio curva, nella semicurva, anziché stare nella sua corsia, l'ha tagliata e l'ho visto volare, una botta e volare. E alla fine sono andato addosso. Battistello aveva un garden a Zugliano dove era conosciutissimo, aveva anche un banco di fiori al mercato, lascia la compagna e 3 figli. La strada provinciale è rimasta chiusa diverse ore, il traffico deviato da una pattuglia dei carabinieri, una seconda per fare i rilievi. Nessun dubbio sulla dinamica, i compagni che erano insieme a lui hanno reso le loro testimonianze. La salma, dopo il nulla osta del magistrato, è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto. Profondo dolore per i compagni che hanno preso con loro lo zaino dell'amico per riportarlo a casa. E attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per un incidente con il quad in cui è rimasto vittima il consigliere comunale di Orsago Max Ferraccin. Ad allertare i soccorsi, alcune persone di passaggio che hanno visto il quad capovolto e una persona a terra poco più in là, e sul posto si è portata una squadra del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, oltre all'elicottero di Treviso Emergenza, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Raggiunto dai soccorritori e dai sanitari, il 53enne è stato imbarellato e portato in ospedale. Il quad è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Vittorio Veneto, intervenuti per svolgere i rilievi. Ed è attesa la data dei funerali di Marco Cararetto, il 26enne deceduto la scorsa notte in un gravissimo incidente stradale. Potrebbero essere già fissati domani.
Potrebbero essere fissati già domani i funerali di Marco Cararetto, il 26enne di Pezzan di Carbonera, travolto e ucciso la notte scorsa mentre in sella alla sua bicicletta percorreva viale Vittorio Veneto in direzione Treviso. Cararetto aveva appena finito di lavorare al Galloway, dove faceva il barista da diverso tempo. Gli ultimi ad averlo visto proprio i colleghi di lavoro. Don Luca Vialetto, parroco a Pezzan, riferisce di non essere ancora stato contattato dalla famiglia. C'era anche lui oggi nel primo giorno di festa paesana proprio nella frazione di Carbonera. Un momento di gioia della comunità in cui non si è mancato di rivolgere un pensiero al povero Marco e alla sua famiglia che vive a poche centinaia di metri dal tendone. Proprio Marco, riferiscono insieme alla mamma ad un'edizione della festa, era venuto ad aiutare. I colleghi, ancora sgomenti per quanto accaduto, si sono chiusi nel dolore. L'investitore, un 26enne come lui, è indagato per omicidio stradale. Potrebbe essergli contestata anche l'aggravante della guida in stato di ebbrezza. Fondamentali saranno le evidenze delle verifiche cinematiche disposte dalla Procura di Treviso che potrebbero accertare se l'investitore fosse o meno al telefono al momento dell'impatto. Non è rientrato da un'escursione fotografica, è morto Loris De Barba, 71 anni, alpinista bellunese, noto fotografo e profondo conoscitore delle montagne bellunesi. Aveva vinto il Pelmo d'Oro nel 2022 e voleva catturare delle immagini del tramonto sulle torri del Camp quando, con tutto il materiale nello zaino, è precipitato per 50 metri. A dare l'allarme la moglie, non vedendolo rientrare a casa. I soccorritori hanno individuato il corpo dell'uomo una ventina di metri più in basso rispetto alla traccia, a 2300 metri di quota. L'elicottero ha quindi trasportato i soccorritori in quota e li ha lasciati assieme al tecnico di L Soccorso per poi procedere con un verricello al recupero e al trasporto a valle della Salma. La montagna non è una buona o cattiva, ma oggi ci ha tolto una persona cara, un alpinista, un avventuriero, un profondo, un fotografo dell'animo poetico, così il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, in una nota di cordoglio per Loris De Barba. Ed ora torniamo a parlare della morte di Alex Marangoni. I genitori avevano chiesto l'autorizzazione per fare una camminata pacifica e silenziosa in concomitanza con il palio di Vidor, dopo gli ultimi attacchi social hanno fatto marcia indietro. Abbiamo sentito il papà di Alex, Luca Marangoni, che in mattinata ha anche pubblicato l'invito e il tariffario per la festa a cui ha partecipato il figlio. Già c'era odio, minacce prima, dopo quel post non ce la siamo più sentiti. La decisione di annullare la manifestazione pacifica organizzata per chiedere verità e giustizia per il figlio è presa ieri sera alle 10. A parlare è Luca, papà di Alex Marangon, il 25enne trovato morto dopo un rito sciamanico consumato all'abbazia di Vidor la notte tra il 29 e il 30 giugno. Insieme alla moglie Sabrina, amici e parenti di Alex, alcuni sarebbero arrivati anche da molto lontano, aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione per essere presente con uno striscione, ma diversi attacchi alla famiglia pubblicati sui social e conseguenti all'annuncio li hanno convinti a rinunciare. Non per noi, perché ormai, guardi, non si può ferire altro. Dopo la morte di nostro figlio non ci fa più paura niente, ma più che altro per i parenti che venivano, per gli amici che venivano, e non volevo che magari venissero picchiati, danneggiate le auto. Io non so che clima ci aspettava là, ma ho visto solo odio e minacce. Da qui la decisione di fermarsi. Luca si scusa anche con chi non è riuscito ad avvisare per tempo. Ad acuire l'odio social una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook creata apposta per Alex, in cui si chiede di sconsacrare la chiesa Teatro del Rito, dichiarazione che il papà di Alex assicura non appartenere a loro. Non è una persona di famiglia, non la conosco neanche, non so neanche dove abita, cioè sono pensieri suoi. Ha mandato una lettera, ho scritto un post direttamente a Don Magoga. Per ora la famiglia preferisce fare un passo indietro. La manifestazione, una camminata silenziosa, è stata annullata e non ci sono altre date. Palpabile l'amarezza nelle parole dei genitori. Demoralizzati e non riusciamo a capirne il motivo, perché la nostra, avevo chiesto chiaramente e scritto pubblicamente che sarebbe stata una marcia pacifica e silenziosa solo per sensibilizzare che 2 mesi fa era morto Alex e che ci sono ancora indagini aperte e in corso. Però vedo che la gente del posto non l'ha capito, per loro andavamo là a rovinare la loro festa. Io avevo scelto un orario che non disturbavamo, anzi era l'orario della messa.
Ed una notizia giunta poco fa in redazione: c'è stato un altro incidente stradale, una fuoriuscita autonoma con un ferito grave in via Pozzetto a Silea. Sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Roncade. Il conducente, un trevigiano della classe 81, residente a Roncade, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale. Ed ora invece andiamo nel veneziano, perché c'è stata una rissa nel parcheggio di una discoteca di Portogruaro. Un giovane è stato accoltellato e si trova ricoverato in fin di vita all'ospedale cittadino. Il violento litigio è scoppiato tra tre giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Dalle parole ai fatti, ad un tratto è spuntato un coltello raggiunto da tre fendenti alla schiena, un ragazzo straniero. I militari dell'Arma hanno fermato due sospettati fuggiti dopo il fatto, che sono stati sottoposti dal medico legale Antonello Cirnelli nella caserma dell'Arma di Portogruaro ad accertamenti per verificare la compatibilità delle ferite della vittima con quelle riportate dai due presunti aggressori. Uno dei fermati è un militare della base USAF di Aviano. Sulla vicenda la procura di Pordenone osserva il massimo riservo. Ed un uomo 62enne ha affondato nel primo pomeriggio con la propria imbarcazione in mare a circa 2 miglia dalla costa di Porto Tolle. È stato salvato dall'equipaggio dell'elicottero Drago 154 dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori. L'uomo, poco prima di affondare, è riuscito a dare l'allarme alla Capitaneria di Porto. Dopo l'avvistamento di alcuni detriti galleggianti è stata individuata la prua dell'imbarcazione quasi completamente sommersa. Dal punto del reinvenimento della barca è stata effettuata una ricerca in direzione delle correnti e del vento, ritrovando a circa 1 miglio il naufrago. Ed ora torniamo invece nel Trevigiano, perché la rapina di cui è rimasta vittima la commerciante Alessandra Pertin ieri nel suo negozio di abbigliamento. I 3 soggetti erano stati identificati poco prima dalla polizia locale. Intanto c'è la vicinanza da parte di Ascom Confcommercio. Tra le 20 persone identificate ieri dalla Polizia Locale di Treviso in un servizio di controllo del territorio in cui sono stati impiegati 20 agenti, potrebbero esserci anche i 3 nomadi, 2 ragazze e un ragazzo che si sono resi responsabili della rapina ai danni della titolare del negozio Petrin di Vicolo Rialto. I 3 sarebbero stati identificati alla stazione delle Corriere di Treviso appena scesi, provenivano da Venezia. Con tutta probabilità sono gli stessi che pochi minuti dopo hanno imboccato Corso del Popolo per dirigersi proprio in Vicolo Rialto. Erano le 10 del mattino, sono entrati nel negozio, hanno chiesto di vedere una maglietta e poi hanno bloccato la titolare Alessandra Petrin, intimandole di dar loro i soldi. I 3, trattenuti per un momento da altri commercianti, sono scappati sempre in direzione stazione. I filmati delle telecamere puntano all'ingresso del negozio e sulla via di fuga sono già stati acquisiti. La titolare, seppur sotto shock, ha fornito una descrizione dei 3. A lei oggi Ascom Confcommercio ha voluto pubblicamente rivolgere un messaggio di vicinanza attraverso le parole della presidente provinciale Dania Sartorato. Confcommercio, Unione Provinciale, vuole esprimere vicinanza a questa storica attività Petrin del centro di Treviso per questo episodio tanto spiacevole che pone l'accento ancora una volta e ancora di più su un tema di grande attualità. Ieri ed oggi il negozio è rimasto chiuso. Nel corso dell'attività degli agenti, il cane antidroga Luke ha anche intercettato 2 giovani in possesso di stupefacente, seppur in modiche quantità. Non vogliamo che la diga del Vanoi sia un'altra diga del Vajont, a dirlo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a margine di un evento a San Pietro di Feletto. Diga del Vanoi, il consorzio ha avviato una fase di audizioni. La regione, carte alla mano, vuole essere sicura che non ci sia un altro Vajont. Abbiamo chiesto, dice il presidente della regione Luca Zaia, di verificare tutta la parte sia tecnica che della sicurezza. Il consorzio ha attivato questa fase di audizione, noi saremo tra gli auditi, abbiamo già scritto con i nostri tecnici, abbiamo fatto dei tecnici, noi abbiamo dato solo questa disposizione di essere assolutamente di verificare al millimetro tutto l'aspetto tecnico della sicurezza. I nostri tecnici già hanno sottolineato la fragilità del luogo da un punto di vista geologico, hanno chiesto ulteriori verifiche, dopodiché vedremo quale sarà il confronto. Così il presidente Zaia ha tornato sull'ipotesi di costruzione di una diga sul torrente Vanoi del consorzio di bonifica Brenta, osteggiato dalla provincia di Trento e anche da quella di Belluno, oltre che dalle
associazioni ambientaliste. Noi non siamo né innamorati della soluzione del fare né di quella del non fare, siamo semplicemente per svolgere il nostro ruolo, che è quello di fare, diciamo, fra virgolette, cattone al censore, mettiamola così, di fare in modo che non ci sia un altro vaillon, che non ci siano pericoli, e questo da parte nostra lo possiamo fare solo con le carte, quindi chiediamo verifiche e chiediamo ai tecnici che siano assolutamente puntuali. Il lupo continua a girare fra i comuni senza nessuna paura di avvicinarsi alle case. Dopo il cagnolino sbranato a Ormelle cresce la preoccupazione fra i cittadini, bisogna catturarlo il prima possibile, spiegano i sindaci di Spresiano e di Carbonera. La parola d'ordine è catturarlo. Il lupo, che ormai da settimane sta girando nei territori fra Oderzo, Ponte di Piave, Brede e Spresiano, potrebbe avere le ore contate. Condizionale d'obbligo perché, nonostante venga ripreso quotidianamente dalle fototrappole, non è poi così semplice localizzarlo e catturarlo. E intanto, dopo che il lupo ha sbranato il cagnolino ad Ormelle, è cresciuta la paura fra i cittadini. Non attacca l'uomo, dice il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, almeno è quello che ci hanno detto durante il vertice in prefettura. Ma potrebbe esserci un altro problema: l'esemplare è una femmina di 1 anno e mezzo o 2 che si è allontanata dal branco per crearne un altro in un territorio incontaminato. Il problema vero sarebbe quello dell'incrocio, che essendo una lupa adesso magari possa andare in calore, possa quindi dare vita ad una cucciolata, e in quel caso il cucciolo avrebbe sia l'imprinting della madre selvaggia sia l'imprinting del cane maschio magari di compagnia, e quindi ci troveremo ad avere dei lupi ancora più vicini all'uomo. Da tener conto che però, mentre il lupo, da come viene detto, non attacca l'uomo, il cane invece da compagnia capita che lo attacchi, per cui ecco, un problema potrebbe essere questo. Lupi in montagna, lupi in pianura. Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura in Senato, non ha usato mezzi termini. Un po' di piombite non credo faccia male, ha detto, invocando soluzioni drastiche. Io credo che Luca si riferisse al problema lupo, ma nelle zone montane. Ricordiamo che il senatore De Carlo è di Belluno, anzi è cadorino, e lì effettivamente i lupi razziano bestiame e a livello di malghe creano dei problemi non indifferenti, per cui ecco, credo si riferisse ad un tipo di problema che è ben più grave e ben più sentito anche dagli agricoltori rispetto magari a quello che sta succedendo qua. Nell'asse Breda, Spresiano, Oderzo, anche Carbonera, dove il primo cittadino non esclude possa essere transitato il lupo, ma dice bisogna catturarlo, ma non servono misure drastiche. Io auspico appunto che possa essere trovata una soluzione intermedia, quale per esempio l'immobilizzazione, il trasferimento di questo esemplare in un habitat più consono, insomma, a lui, perché non è per forza necessario, visto che si tratta di 1 o 2 esemplari, insomma, abbatterli, ecco, in questi contesti. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Conto alla rovescia per il via al nuovo anno scolastico, fra i problemi principali quello dei trasporti in primis e quello delle mense. Sentiamo. Come ogni anno l'avvio della scuola porta molteplici problematiche da affrontare, fra queste quella dei trasporti, parliamo di scuole dell'infanzia ed elementari, un servizio che sempre più chiedono le famiglie alle prese con il lavoro e l'impossibilità di poter andare a portare e a prendere i bambini. Il Comune di San Biagio di Callalta ha appunto un nuovo appalto per quanto riguarda il trasporto scolastico, e la difficoltà a reperire autisti è sempre molto complessa, oltre al fatto che i costi aumentano sempre di più in maniera esponenziale. Aumenti che le amministrazioni comunali si trovano ad affrontare, cifre non indifferenti. Noi ogni anno paghiamo 264.000 euro e introitiamo circa 52.000 euro dalle famiglie, quindi quello che l'amministrazione mette a disposizione sono più di 200.000 euro, che magari questa cifra si fa fatica a percepire, però effettivamente è un servizio che oggi alle famiglie serve, soprattutto in un territorio grande come il nostro, che ha delle sedi a livello di scuole primarie dislocate sul territorio, ma che non coprono tutte le frazioni. Fra le iniziative promosse dal Comune quella di incentivare i pedibus,
almeno per permettere ai piccoli alunni che non abitano così lontani dalla scuola di poter raggiungere la sede in sicurezza. C'è però da affrontare il tema delle scuole dell'infanzia, che invece noi sul nostro territorio le abbiamo quasi tutte parrocchiali. Abbiamo 2 sezioni invece che sono statali e in cui non riusciamo a garantire il servizio di trasporto. Tendenzialmente le scuole paritarie, invece scuole materne, riuscivano a offrire questo tipo di servizio, però con l'impennata dei costi e con gli storici autisti che un po' alla volta vanno in pensione e non si riesce a dare il cambio, succede che purtroppo devono rinunciare a questo servizio. Se da una parte c'è la difficoltà di mantenere questi servizi per i bambini, dall'altra è in aumento la richiesta di aiuti da parte delle famiglie in difficoltà. E il costo della vita, come lo vediamo noi nei servizi comunali, che aumenta sempre di più, c'è anche nelle famiglie, quindi il potere d'acquisto inevitabilmente diminuisce. I servizi sociali sono sempre a disposizione e noi sia per il trasporto scolastico che anche per la mensa abbiamo delle fasce ISEE per riuscire a garantire delle tariffe agevolate. Pochi giorni si parte con il nuovo anno scolastico, probabilmente qualche difficoltà ci sarà, ma il sindaco chiede alle famiglie di portare pazienza perché tutto con i giorni verrà sistemato. La marca trevigiana continua a primeggiare in Italia per la gestione dei rifiuti. Tecnologia e buonsenso stanno dando risultati sempre più soddisfacenti, anche se da una parte la crisi economica sta facendo calare il volume dei conferimenti, mentre il turismo in crescita sta mettendo in luce il mancato coordinamento europeo sui colori dei contenitori. La gente è più attenta, forse anche un po' si sente un po' la crisi economica, quindi anche nella gestione del superfluo c'è più attenzione. La crisi economica è anche questo, meno conferimenti e meno quantità raccolte nella sinistra Piave. I dati arrivano da Savno, che continua a puntare sull'innovazione nella gestione dei rifiuti, come a Fontanelle, dove sindaco e parte della giunta hanno inaugurato così il nuovo centro automatizzato e digitalizzato per la distribuzione gratuita dei sacchetti. Con la tessera sanitaria è possibile ritirare i sacchetti dell'umido o della plastica in base al nucleo familiare. Questo è un servizio in più che viene dato ai cittadini e che può essere utilizzato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Un altro passo avanti verso la gestione puntuale della raccolta differenziata è la lotta contro gli abbandoni, che anche qui continuano ad essere un problema. Anche noi troviamo rifiuti abbandonati lungo fossati, strade, sacchi un po' disseminati. Abbiamo anche dei bravi cittadini che volontariamente passano a raccoglierli di settimana in settimana, quindi un servizio assolutamente lodevole e pregevole. E certo cerchiamo di in qualche modo con delle serate informative e soprattutto entrando anche nelle scuole far capire ai cittadini di avere un po' di più senso civico e quindi che l'abbandono del rifiuto va poi a pesare sulla collettività. E se qui il distributore fornisce sacchetti per plastica e umido, nel mondo della raccolta rifiuti della Savno uno spazio costantemente in crescita è quello del riciclo. Oggetti, piccoli elettrodomestici, giochi per bambini che non vengono distrutti ma trovano nuova vita grazie alla bacheca del riuso, che in pochi mesi già segna risultati importanti. Devo dire che la gente ha recepito molto bene questo tipo di iniziativa. Tant'è vero che nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo già 263 oggetti che la gente è venuta a prendersi presso il nostro mercatino. Ecco, quali sono gli oggetti che vanno per la maggiore? Ma devo dire un po' di tutto, abbiamo molto i mobili, soprattutto molto elettrodomestici, qualche televisione, anche i forni a microonde. Un po' di tutto, devo dire, la gente apprezza molto e chiaramente se trova un oggetto che funziona, chi magari non ha la possibilità di comprarselo nuovo viene da noi. Tutte iniziative per un'economia circolare che nel bacino di Savno, della sinistra Piave, sono particolarmente sentite dai cittadini, ai quali non è sfuggito il cambiamento di colore dei bidoni per la differenziata. Tutti i contenitori neri perché sono fatti di plastica riciclata, la differenziazione per tipologia rimane nel coperchio dove la direttiva non è intervenuta, quindi rimangono i vecchi colori tradizionali. Colori che però continuano a creare confusione e di conseguenza problemi di riciclo nei turisti costantemente in crescita, soprattutto tra le colline UNESCO. Noi siamo obbligati a seguire la direttiva italiana, speriamo quanto prima che la comunità europea, adesso che c'è anche questo nuovo governo, si arrivi anche a uniformare a livello europeo in maniera tale che non ci sia più confusione anche per i turisti che vengono nel nostro territorio. Capire la migrazione, il viaggio promosso da Caritas Treviso fino a Lampedusa per conoscere da vicino storie e realtà legate all'accoglienza dei migranti provenienti dalla rotta del Mediterraneo. Lampedusa come uno degli approdi dei migranti, uno dei più noti,
ma ci sono anche altri approdi e altre derive. E lungo questo viaggio, scendendo l'Italia, ne abbiamo incrociati alcuni. 10 giorni di viaggio attraversando l'Italia da nord a sud, passando per Latina, l'Agropontino, Cutro, fino ad approdare a Lampedusa. Il viaggio, promosso dall'organizzazione del Giavera Festival e da Caritas Treviso, guidata da Don Bruno, ha raccolto più di 100 adesioni. 3 i pullman partiti da Treviso alla volta di Lampedusa. Un viaggio nelle emozioni, a dire la verità, perché tante volte noi sentiamo parlare di notizie sulla migrazione nel bene e nel male, sentiamo parlare di numeri, ma una cosa è sentirne parlare, una cosa è incontrare queste realtà. L'incontro con le persone e associazioni del territorio per comprendere da vicino la migrazione, le difficoltà e le storie dei migranti che attraversano il Mediterraneo. Capire è una parola importante, è una parola che non passa soltanto per la testa, ma che chiede di passare per il cuore, per il corpo, per il vedere, per esempio, sulla spiaggia di Cutro, quando ci hanno indicato dov'era la secca su cui si è disintegrata l'imbarcazione, era a 100 metri dalla spiaggia. E quello ti fa sentire come sia decisivo, un metro in più, un metro in meno, ma soprattutto come sia decisivo che qualcuno decida di venirti a soccorrere oppure no. Dai temi del lavoro nero, il caporalato, fino alla testimonianza della cooperativa Iungimundo, che a Camini in Calabria è diventata motore di accoglienza e integrazione tra gli abitanti e i migranti. Ogni approdo è possibilità nuova di crescere come persone in umanità, ma di crescere anche come società. Ed ora andiamo a Nove nel Vicentino, alla festa della ceramica si valorizzano le eccellenze del territorio grazie agli studenti del liceo. Quando due tradizioni si uniscono, nasce un legame destinato a creare nuovi sentieri per valorizzare e al tempo stesso proteggere le eccellenze del territorio. 2 su tutte in questo caso, l'olio della Pedemontana e la ceramica di Nove. A intrecciare questo legame è il liceo artistico De Fabris e la cooperativa Pedemontana del Grappa con il progetto Terra, Olio e Ceramica, lanciando l'invito agli artigiani locali per realizzare 100 orci in ceramica e appunto agli studenti del liceo per lo studio del design e la creazione delle decorazioni. Noi vogliamo portare avanti sia come cooperativa sempre diverse collaborazioni con le eccellenze del territorio e questo progetto fatto con la ceramica e quindi con gli studenti sarà una partenza poi per dare una continuità anche ad altre grafiche che sono presenti e per creare anche un'opportunità diciamo anche economica ma anche di valorizzazione proprio stessa del territorio, quindi di questo forte legame olio e ceramica. 3 classi dell'Istituto Novese, complessivamente più di 50 studenti di seconda, terza e quarta, hanno partecipato al progetto dando vita a un esclusivo laboratorio creativo e intanto la 27esima festa della ceramica Portoni Aperti continua a riscuotere successo in termini di proposte e di presenze, facendo toccare nuovi record. Io ringrazio in particolar modo Chiara Riello dell'Istituto del Liceo Artistico di Nove perché ha voluto e ha creduto in questa iniziativa e grazie agli studenti che hanno realizzato quest'opera i ragazzi si sono concentrati ed hanno realizzato dei pezzi che penso siano unici, ecco. La mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro a Pedro Almodovar, ha concluso una splendida edizione, un primo bilancio della serata di premiazione di ieri sul tappeto rosso. Il Leone d'Oro vola in Spagna con La stanza accanto di Pedro Almodovar e si conclude così una splendida edizione dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un film su un tema scomodo, quello dell'eutanasia, che però lascia bagliori di vita. Il mio è un film che vuole parlare di solidarietà, di umanità,
L'eutanasia è sicuramente un tema scomodo anche in Spagna da affrontare, ma io non ho intenzione di parlarne dal punto di vista politico. Io voglio parlare di umanità, di solidarietà, di rispetto. È questa la mia convinzione. Sono molto felice di questo riconoscimento, ma lo voglio condividere con tutti, in particolare con le due interpreti. Tra i premi principali del palmarès c'è anche l'Italia con 2 riconoscimenti, il Leone d'Argento Gran Premio della giuria a Vermiglio di Maura Del Pero, ottimo segnale per il cinema italiano di una piccola produzione indipendente, e con il premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti a Francesco Gheghi, 22 anni, nel film Famiglie di Francesco Costabile. Un film che è nato dalla morte del mio papà, poi mentre scrivevo morta pure la mia zia, perché erano tutte persone grandi, però ne sono arrivate di nuove, mia figlia, Juana Caterina, quindi è stato proprio un film familiare. Venezia cosa rappresenta per te? Beh, è un festival meraviglioso, sono stata molto contenta perché il comitato di selezione ha amato subito il film, l'hanno proprio abbracciato fin da subito, per cui è stato non solo una grande gioia essere selezionati, ma non avevamo dubbi che volevamo essere qui perché sentivamo di essere voluti e amati. Alle donne giovani registe emergenti, che consiglio ti sentiresti di dare dopo aver preso questo grande premio? Di non lasciarsi intimidire dalla storia che abbiamo dietro di noi e di guardare al futuro e di guardare a esempi positivi e stimolanti. Tutta la mia famiglia, tutta la mia vita, il mio lavoro, io mi metto a piangere, ragazzi, cioè mi metto a piangere, quindi a chi lo vuoi dedicare? Lo dedico alla mia mamma, al mio papà, che mi hanno dato un'infanzia felice, serena, e questo film ce lo racconta perché non è sempre facile per tutte le famiglie, e quindi dedico questo film oltre ai miei genitori al futuro, alle famiglie del futuro, ai ragazzi, ai giovani, e spero che vedano questo film, soprattutto i giovani. Venezia è nel tuo cuore? Venezia sarà sempre nel mio cuore. Infine un primo bilancio con il direttore della mostra, Alberto Barbera. Alcuni film di Venezia li ritroveremo nei mesi prossimi a correre per la vita statuetta dell'Academy. Comunque se ne aspettava un successo di questa portata per Venezia 81? Ma io non mi aspetto mai il successo. Il successo è il frutto di tanti elementi che sono in qualche misura anche un po' imprevedibili. Abbiamo lavorato tantissimo e sono contento che questo successo premi l'impegno che abbiamo messo nel preparare questa 81esima mostra. E dunque primi bilanci per l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si è conclusa al Lido. Indubbio il ritorno delle grandi star a suggellare questo appuntamento che coincide con la fine dell'estate, quasi un rito che anche Antenne 3 iniziò a raccontare 40 anni fa con servizi come quello che vediamo stasera nella consueta rubrica domenicale dedicata alla nostra storia, dove vedremo anche Luigi Comencini, protagonista nell'edizione di quest'anno di un film realizzato dalla figlia Francesca. Sarà perché sono i primi giorni, sarà perché se ne stanno chiusi nei loro alberghi, ma al Lido di Big se ne vedono pochi. Oggi la parte del leone l'hanno fatta loro, i protagonisti del film Il ragazzo di Calabria. Il regista Luigi Comencini, gli attori Gianmaria Volonté e Diego Abbatantuono sono riusciti a riscaldare l'atmosfera freddina. Per loro la Sala Perla, dove si tengono le conferenze stampa, si è riempita. Hanno mobilitato stampa, fotografi e televisioni. Non sono certo divi, ma gli unici personaggi bravi e noti che hanno movimentato la giornata. La conferenza stampa, condotta da un sornione e ironico Maurizio Costanzo, ha sancito l'accoglienza positiva riservata al ragazzo di Calabria. Comencini ha brevemente spiegato l'essenza del film. La storia, ha detto, si svolge prima degli anni 60, prima della televisione, e racconta il sentimento di un ragazzo che ha un ideale da difendere. Gianmaria Volonté ha affermato che non si può dimenticare che la Calabria è una terra sanguinata e il film vuole essere un augurio e una speranza. Diego Abbatantuono ha mantenuto il discorso sulla violenza, ma a modo suo. Quando andavamo a prendere il caffè assieme al sindaco, io gli stavo a 2 metri di distanza per non prendere una fucilata.
Si aspettano i divi, si diceva, quelli capaci di scatenare le folle, ma dalle voci che circolano sembra proprio che Robert De Niro, interprete degli Intoccabili di Brian De Palma, non si farà vedere. E veniamo agli spettacoli di domani. In Sala Volpi alle 11, Bellissima di Luchino Visconti, nell'ambito di omaggio a Cinecittà. Alle 20:30 in Arena e alle 21:40 in Sala Grande l'attesissima ultima pellicola di Houston, The Dit, Gente di Dublino, tratto da un racconto di James Joyce. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.